Voi non potete neanche immaginare quello che Dio manderà sulla terra. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi dei 10 segreti di Medjugorje. Sappiamo che la Madonna non apparirà mai più sulla terra fino alla fine del mondo, quando cesseranno le sue apparizioni a Medjugorje. La Madonna infatti ha ribadito più volte che quelle di Medjugorje sono le sue ultime apparizioni sulla terra. Per il momento, ringraziando il Signore, queste apparizioni sono ancora in corso e ci saranno anche durante il periodo dei segreti. Ora, appare chiaro che, da molti segnali, che chiaramente ci stiamo avvicinando al periodo che, la Madonna ha indicato come l'inizio dei segreti. Sono vicini, anche se non siamo ancora proprio entrati nella fase delle date, però capiamo, ecco, che c'è un urgente bisogno di conversione. In particolare, ecco, quello che, ci mette un po' in ansia sono messaggi come questo dato dalla Vergine a Medjugorje il 25 aprile, proprio nel periodo iniziale delle apparizioni della Madonna a Medjugorje, in cui la Madonna disse: "Il mio cuore brucia d'amore per voi. La sola parola che desidero dire al mondo è questa: conversione, conversione. Fatelo sapere a tutti i miei figli. Chiedo solo conversione. Nessuna pena, nessuna sofferenza mi è di troppo pur di salvarvi. Vi prego soltanto di convertirvi. Pregherò mio figlio Gesù di non punire il mondo, ma vi supplico, convertitevi. Voi non potete immaginare ciò che accadrà, né ciò che Dio Padre manderà sul mondo. Per questo vi ripeto, convertitevi, rinunciate a tutto, fate penitenza. Ecco, qui c'è tutto ciò che io desidero dirvi. Convertitevi, portate il mio ringraziamento a tutti i miei figli che hanno pregato e digiunato. Io presento tutto al mio divin Figlio per ottenere che egli mitighi la sua giustizia nei confronti dell'umanità peccatrice. Ecco, proprio la frase "voi non potete immaginare ciò che accadrà né ciò che Dio Padre manderà sul mondo", chiaramente fa pensare ad eventi di una gravità chiaramente sconcertante. Del resto, lo sanno tutti che quando i veggenti hanno ricevuto questi 10 segreti hanno pianto, perché si tratta di eventi sicuramente non rassicuranti. I 10 segreti di Medjugorje molti si chiedono se siano collegati, alle varie profezie che sono state fatti da mistici e da santi nel corso dei secoli, in particolare la famosa profezia dei 3 giorni di buio, di cui, parlano in molti. E, molti hanno pensato, per quanto riguarda la profezia dei 3 giorni di buio, cioè 3 giorni durante i quali ci sarà una terribile battaglia tra le forze del bene e le forze del male, tra gli angeli e i demoni, e in cui, non ci sarà più la luce, in casa potranno ardere solo le candele benedette, si dovrà stare in casa, non uscire e recitare incessantemente il rosario, e al termine di questi 3 giorni, buona parte dell'umanità non esisterà più. Si è pensato, che questi 3 giorni di buio si possano riferire ai giorni immediatamente successivi ad un disastro nucleare, quindi allo scoppio di una guerra nucleare, allo scoppio di bombe nucleari che chiaramente faranno sparire la maggior parte dell'umanità, per cui per 3 giorni la terra brucerà, e
in chiaramente sarà radioattiva e con le conseguenze che tutti possiamo immaginare, chiaramente carestie e anche morti successive anche a distanza di tempo della catastrofe nucleare, di questo scoppiare del disastro nucleare. Tutto ciò che, sta succedendo purtroppo in questi giorni e che speriamo con l'anno vecchio di esserci lasciati alle spalle, ma purtroppo gli eventi pare che non che vadano in tutt'altra direzione. Bene, ciò che sta, succedendo appunto in questi giorni sembra anche, iscriversi e richiamare, il contesto del terzo segreto di Fatima, che parla proprio di un mondo distrutto dalla guerra, in cui la Chiesa subirà la persecuzione più cruenta della sua storia. Si è pensato che gli eventi dal quarto al decimo segreto di Meggiugori, possano, riferirsi proprio ad una guerra nucleare, che, praticamente creerà, sterminio e distruzione, realizzando quello che è il piano di Satana che, mira a distruggere le nostre vite e la terra su cui viviamo. Del resto appunto la Madonna, ha mostrato ai veggenti Meggiugori, delle cose terribili che loro hanno serbano chiaramente senza poter rivelare prima che arrivi il tempo. Però è anche vero che una delle veggenti, Maria, interrogata circa l'uso di armi nucleari che genereranno una distruzione di massa, ha anche detto, pur non rivelando nulla dei segreti, che non è questo il momento, in cui, potrebbero accadere in qualche modo degli eventi così catastrofici. Quindi sicuramente si tratta, lei non ha detto niente dei segreti, però sicuramente si tratta di fatti terribili, di fatti di una gravità sconcertante, che saranno molto distruttivi per l'umanità, però non è ancora questo il momento, anche se diciamo stiamo avendo, dei segnali, non incoraggianti in questo senso. Ora, quello che, bisogna precisare, che forse molte persone, ignorano, è, che, quando inizierà il tempo dei segreti, che verranno rivelati con un anticipo di 10 giorni al sacerdote scelto da Miriana e con un anticipo di 3 giorni all'intera umanità per dare tempo di digiunare e di convertirsi, molti pensano che i primi 3 segreti saranno innocui, cioè che praticamente non riguarderanno eventi catastrofici, distruzioni di massa, eccetera, eccetera. E che invece quelli dal 4 al 10, quindi dal quarto al decimo segreto, si pensa sempre che invece saranno quelli, i segreti catastrofici, quelli più gravi. In realtà, i veggenti hanno lasciato intendere, pur non rivelando niente riguardo ai segreti, che, anche i primi 2 segreti non è che saranno, molto, rassicuranti e del tutto innocui. Infatti Miriana, a proposito dei primi 2 segreti, ha detto che, coloro che resteranno in vita dopo i primi 2 segreti avranno poco tempo per la conversione. La Madonna, prosegue Miriana, mi ha fatto vedere per la prima volta, come in un film, lo svolgersi della prima ammonizione, del primo segreto, ed è molto pesante. Quindi i primi 2 segreti non sono rassicuranti come molti possono pensare, saranno degli ammonimenti pesantissimi durante i quali ci saranno delle
perdite umane, quindi durante i quali molte persone moriranno. Ora, è chiaro che, quelli che spaventano di più, tradizionalmente sono i segreti che vanno dal 4 a 10, che rappresentano i cosiddetti 7 castighi. Si pensa che siano le 7, piaghe, no, le 7 catastrofi di cui si parla proprio, nell'Apocalisse, no, i 7 sigilli dell'Apocalisse. Gli ultimi 4 in particolare sono veramente degli eventi che, metteranno a dura prova l'umanità, ai quali probabilmente sopravviveranno ben pochi. Però, sia per quanto riguarda i primi 3 segreti, di cui il 3 sarà, un ammonimento, un miracolo visibile agli uomini, sia per quanto riguarda i segreti che vanno dal 4 al 10, il periodo peggiore lo vivranno coloro che non credono, cioè si fa sempre riferimento alle persone che, vivranno questi segreti senza credere, che saranno coloro che più subiranno, senza potersi difendere con l'arma della fede e della preghiera, subiranno delle conseguenze pesantissime, catastrofiche. Infatti non dimentichiamo che, Miriana non soltanto ha ricevuto dei messaggi dalla Vergine Santissima sotto forma di apparizioni, della Vergine, ma ha ricevuto anche, una delle locuzioni interiori e delle apparizioni private, e la Madonna le avrebbe detto: "Angelo mio, prega per i non credenti. Essi si strapperanno i capelli. Fratello implorerà il fratello e malediranno le loro vite passate senza Dio e si pentiranno, sì, ma sarà troppo tardi. I non credenti sono miei figli e soffro per loro. Non sanno cosa li aspetta. Dovete pregare di più per loro. Ah, figli miei, nel mondo ci sono così tanti peccati. Cosa posso fare se non mi aiutate? Ricordate, figli miei, che io vi amo." Quindi è chiaro che, la Madonna, ci ha invitato a pregare soprattutto per i non credenti, però, Miriana, ecco, in più di un'occasione, per quanto riguarda la gravità di questi segreti, ci ha sempre detto anche, pur manifestando una certa preoccupazione sicuramente comprensibile, che, ehm, la Madonna non è venuta a Meggiugori, per annunciare un qualcosa, lo sterminio dell'umanità e la distruzione, della terra. È venuta e verrà con suo figlio Gesù per instaurare un'epoca di pace, un'epoca di prosperità. È venuta per risvegliare la fede, per fare in modo che tra gli uomini e Dio si instauri una pace duratura e definitiva, per fare in modo che l'umanità viva un'epoca di prosperità e di serenità che duri in eterno, per fare in modo che inizino tempi che vedano un'umanità rinnovata, totalmente diversa dall'umanità attuale, peccaminosa e impura,
Se questi segreti, ha detto Miriana, sono così catastrofici, così pesanti, lo sono perché l'umanità non è pronta a ricevere la grazia di Dio e pertanto lo scopo di questi segreti è di ripulire, purificare e rendere umile l'umanità. Quindi è un periodo di purificazione, non manca molto al verificarsi degli eventi predetti nei segreti, anche se in questo periodo attuale ancora non può dirsi che siano propriamente iniziati, però è chiaro che ci stiamo incamminando su quella strada e ci dobbiamo sicuramente aspettare un periodo in cui le cose precipiteranno entro breve tempo, in cui degli equilibri che si sono mantenuti per molto tempo precipiteranno in maniera improvvisa, però noi avremo sempre il preavviso della Vergine Santa. È chiaro che se c'è una buona notizia in questi avvenimenti così catastrofici che noi possiamo solo intuire, su cui possiamo fare solo delle ipotesi, la bella notizia è che il tempo dei segreti e con la realizzazione delle profezie in essi contenute sarà anche il tempo finalmente della distruzione di Satana e quindi della fine del potere di Satana sull'umanità. Satana, che è detto anche colui che divide, che semina odio, zizzania, divisione, che tende a isolarci gli uni dagli altri, a volerci separare, soprattutto non solo fisicamente, ma anche separare anche le nostre coscienze. E quindi la nostra volontà di aderire al messaggio della Vergine e di ritornare a Dio tende soprattutto non solo a separarci tra noi, ma a separarci da Dio. Satana conosce molto bene la natura umana e sa benissimo che noi, se stiamo lontani da Dio e dalla Vergine Santissima, siamo molto più vulnerabili e molto più inclini al male e al peccato. Quindi da qui l'importanza di unirci in preghiera, perché se tutti preghiamo la Madonna incessantemente, il potere che Satana ha su di noi e sull'umanità verrà distrutto e il cuore di Maria conoscerà il suo trionfo e nulla potrà il demonio, nulla potranno le forze del male su coloro che credono, che sono devoti alla Vergine Santa, che recitano incessantemente il Santo Rosario, nulla potranno le forze del male anche durante il tremendo periodo dei segreti, che non è ancora iniziato, però tutto ci fa presagire che quasi ci siamo. Preghiamo insieme.